Buongiorno a tutti, Buongiorno. oggi un cammino abbastanza facile, faremo la via dell'Iris partendo da Villanova, eccola qua dietro di me, l'abbazia, poi Lupin vi spiegherà qualcosina anche durante il viaggio, Sì. arriveremo a Campiano, scenderemo e arriveremo alla chiesa della Disciplina. Sono due chiese dell'anno 1000-1100, sono due storiche. Il cammino è dell'Iris, che è un fiore che ha proprietà curative, è usato per profumi e altre cose, ed è il simbolo della città di Firenze anche. Che è stata smessa la produzione perché è stato sostituito dalla chimica. Ora stanno riprendendo questo fiore, fanno anche una festa a fine maggio, quindi andremo anche a quella. E adesso prendiamo il cammino E il Calipè. E buon risveglio a tutti ragazzi. buona giornata. Ciao. Ecco qua l'antico zuccherificio di Villanova, è stato ristrutturato circa 3 anni fa, anche più forse, e il nostro cammino inizia da qua. Siamo arrivati a questo punto e il nostro percorso prende la stradina dopo il ponte, antica via dell'Iris. Ecco qua troviamo anche un cartello che identifica il percorso, eccola qua, la via dell'Iris verso Soave, Val Tramigna. Ed ecco qua l'autostrada, naturalmente una volta non esistevano i cavalli. Era meglio. Era meglio, molto meglio Lupin, giusto? Sicuramente meglio. Esatto. Davanti a noi una cascina abbandonata, guardate la bellezza di questa cascina. Chissà cosa ha visto in questa casa. Esatto. Lungo il nostro tragitto ci accompagna il Tramigna, eccolo qua, Parte da Cassano che arriveremo dopo, passa Soave e via. quindi Cassano, Soave e via. Esatto. Passiamo sotto il ponte. Lupin, cosa abbiamo davanti a noi? Il castello di Soave. Visto da un'altra inquadratura, l'ho mai visto da qua, è bellissimo. Piace? Da qua lo metto bene inquadratura, sì. Benissimo. Proseguiamo. Piano piano ci stiamo avvicinando Al paese di Soave. al paese di Soave, all'entrata di Soave, con il castello che domina tutto il paese.
è una sorpresa anche per me, perché ho scoperto che Lupin è un botanico, quindi... Sali c'è piangente. Siamo entrati a Soave, dove ci sono anche queste sculture moderne. Entriamo dalla porta . Soave è stato premiato con il premio dei Borghi, e pensate una volta cosa doveva essere dentro questo paese, mentre alla nostra sinistra si riparte . Usciamo dalle porte del castello, del paese di Soave, e proseguiamo dritti . Usciti da Soave passiamo verso la chiesa della Bassanella, mentre qua troviamo un'altra struttura. Di che anno è, Lupin? Sarocco, fine del XV secolo, 1400-1500, dunque... Sì. Antica anche questa. Abbastanza. Lupin, qua dove andiamo? Andiamo a vedere il santuario della Bassanella che è qua all'interno. Ok, merita di essere visto. Troviamo un cartello che ci dice Santuario Santa Maria della Bassanella 1098, riedificata nel 1838. Chiesa della Bassanella che ci accoglie. Abbiamo il nostro cammino dopo aver ammirato questo pezzo di storia. Bravissimo Lupin. Il nostro sentiero prosegue a destra. Allora Lupin, dove siamo adesso? Siamo arrivati in un punto dove c'è la cantina di Piero Pan, che fa un tetto, che è un campo. È stata scavata dentro il monte, vedete? Ha fatto un lavoro bestiale. Sopra c'è il campo. Il terrapieno. Bellissimo. Bello.
Lupin, qua cosa troviamo? Come potete vedere troviamo la vecchia via della lana già fatta, abbiamo fatto un bellissimo percorso e adesso troviamo anche la via dell'Iris che ci porta a Castelcerino. Perfetto. I segnali ci sono ben chiari, quindi... Qua sì. Quindi Qua c'è anche tutto della lana, però questo è quello della lana. esatto, questo è Abbiamo un altro, fatto bellissimo anche questo. anche questo da fare. Quindi proseguiamo per questa strada. Sempre dritto. Ed ecco qua che troviamo i primi iris. Eccolo qua che è dedicato a una dea Iris, che praticamente è la dea che portava l'arcobaleno ed è un fiore stupendo e poi a Firenze l'hanno preso come simbolo della città. In Egitto hanno un fiore consacrato che porta fortuna. Eccolo qua. E quindi porterà fortuna anche a noi. Arrivati a questo punto si gira a destra. Dove è segnalata anche l'acqua potabile. Bene. Si va. Iniziamo a salire piano piano. Fianco al capitello giriamo a destra, iniziamo, come ho già detto, a salire piano piano. Adesso facciamo una piccola prova per vedere se Lupin è in ascolto. Mauro, la copertura è perfetta. Oh. Ok Lupin, arrivo. Ottimo. La bellezza di questo sentiero è che si passa attraverso campi, vigneti, siamo all'aria aperta, profumo di libertà e di iris, esatto. Arrivati a questo punto giriamo a sinistra, quindi occhio, guardate bene, seguite i GPX. A questo punto prestate attenzione perché essendo la via dell'Iris non è che c'è sempre Iris, ad esempio queste sono ortiche. Quindi in dialetto ortighe. Beccano. Beccano parecchio. Fanno prurito. Sono belle grosse anche. Ecco. Il nostro botanico ha aggiunto un'altra chicca. Arrivati a questo punto il sentiero prosegue dritto. Iniziamo con qualche chicca. Per ricavare il profumo dell'Iris ci volevano 3 anni di essiccazione. Pensate, 3 anni. Entriamo dentro questa contrada, ecco qua a destra il nostro cartello, silenzio assoluto. Seconda chicca di Lupin,
Allora, là alla mia destra c'è un cartello con scritto una frase di Dante, adesso non ricordo bene, so che comunque c'è scritto che ogni filare deve essere disposto a ugual spazio, è una frase di Dante. Quindi ci vuole ordine. Ah, ordine, esatto. Perfetto, la troviamo No. sotto questo punto. Si inizia a salire e vediamo Castelcerino in lontananza. Lupin che mette il marchio, il segnale che siamo passati, quindi la strada è sicura. Si può fare. Siamo arrivati al paese di Castelcerino Sì. e da qua abbiamo l'opportunità con una terrazza panoramica di vedere. Peccato è un po' coperta da queste delle piante, però se no si vedrebbe tutto, riesce a vedere comunque. Ecco qua la chiesa, adesso entreremo. Arrivati a questo punto con l'allarme che suona dietro, prendiamo la strada di destra. Allora, il Lupin si è allontanato, gli ho fatto fare il gioco del solitario, vediamo quanto dura. Sto contando, siamo arrivati a 10. Il nostro cammino prosegue questa natura incontaminata. Stiamo attraversando questa boscaglia fitta ma molto suggestiva. Siamo usciti dal bosco, davanti a noi il castello di Lasi e proseguiamo su questa cresta. E dopo aver salutato i nostri seguaci, dove siamo? I seguaci di Verona sono stati di stucco. Siamo alla cantina del mio amico Giovanni Fattori, eccola qua. La cantina di Gianni Fattori. Ecco qua la vista che è da qua. La vista che è meravigliosa. Spettacolare. Spettacolare. Abbiamo la terza chicca di Lupin. La patata dell'iris una volta veniva lavorata a mano e dare filò. Quindi era il passatempo Di tutte le famiglie che erano assieme, radunate, e c'era questo... Esatto, perché una volta non c'erano né cellulari né TV. Esatto. Quindi vivevano molto più sani. Sicuramente. Bene, andiamo.
stiamo passando la cantina di Fattori, giusto? Giovanni Fattori, che salutiamo. Esatto. Ciao Gianni. E dietro di te cosa c'è? Ci sono le antenne di Montechia, che sotto qua c'è la strada di Tolotti che unisce la vallata da Pone, da Montechia, alla vallata di Cassano di Tramigna. La strada di Tolotti. E dopo aver scambiato 4 parole con degli amici si prosegue con la e-bike. Questi sono posti incantevoli. Il nostro sentiero prosegue, scenderemo un attimo, arriveremo al capitello e poi saliremo la collina. E siamo arrivati a questo capitello. Guardate la bellezza . Siamo a Punta Tolotti, entriamo in contrada. A questo punto abbiamo la possibilità di guardare tutta la vallata di Lasi, Celore, dietro abbiamo Tregnago, mentre il nostro cammino prosegue dritti. Lupin, dove siamo arrivati? Dopo qua abbiamo la vallata del Pone e qua la vallata del Tramigna. Abbiamo la chiesa di San Giovanni del Rione là sotto e il castello di San Giovanni sopra. Zona di ciliegie e castagne. Esatto. La nostra strada, il nostro sentiero prosegue scavallando la collinetta. Mancano circa 4 km prima di arrivare a Campiano e là riposeremo 5 minuti per poi riprendere il cammino. A questo punto il nostro sentiero arriveremo fino a quella collinetta e poi scenderemo perché abbiamo trovato un cancello, quindi lo aggiriamo per non disturbare nessuno. Ed ecco davanti a noi Campiano. Di questi vigneti col panorama che ci circonda, spettacolare.
Arrivati a questo punto siamo in contrada Caltrano, divieto di moto e di biciclette, quindi possiamo proseguire sulla destra. Noi siamo a piedi, quindi proseguiamo sulla sinistra. Guardate la bellezza di questo passaggio, stupendo. Passata la contrada troviamo questo lavatoio, guardate la bellezza. Spettacolo di questo posto con questa scalinata messa nella roccia. Ecco davanti a noi comparire Campiano, il paese dell'Iris. Ecco il cartello Campiano, siamo a 427 metri sul livello del mare, paese dell'Iris. Scesi da questa strada e adesso andremo in questo bar trattoria Murareto per mangiare un panino. È venuto a trovarci Andrea, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Ci siamo fermati al bar trattoria Murareto dove si mangia benissimo, consigliato, buon punto d'appoggio. Adesso andiamo a visitare la chiesa. A fianco chiesa troviamo questo panorama stupendo, dove troviamo una segnaletica. Parigi, Londra, New York, Madrid, Monte Everest, 6.765 km per raggiungerlo, quindi il Lupin si mette in moto. No, io vado a Calcutta. Calcutta, ok. 7,60 m. Momento combattuto perché Andrea e Lupin non si sa chi parla.
mi sento tanto colto da dire questa cosa. Lascio dire Andrea perché lui è della zona, sa dove sono i Bene Andrea, dove andiamo? Dobbiamo scendere percorrendo questa strada fino a che raggiungiamo il capitello di Catazzi in fondo alla valle, poi saliamo al capitello di Sant'Anna, giriamo a destra e percorriamo, siamo a Tregnago praticamente. Perfetto, che è il nostro arrivo. Quindi Andrea, tu mi dici che da questo punto... Sì, tenendo a sinistra praticamente scendiamo sempre a valle come ho detto prima e si va verso Tregnago, salendo a destra, percorrendo la strada che non è proprio segnalata, comunque non ci si perde, si esce fuori sotto la chiesa dei Finiti in contrada Zambelli mi sembra che si chiama, esce alla chiesa dei Finiti, poi da lì a destra si va verso Catignano oppure a sinistra verso Tregnago. Perfetto. strada Catazzi. Altro posto meraviglioso, un capitello antico. Ecco dove siamo partiti, pian piano, abbiamo fatto tutta la collina, siamo scesi giù e poi siamo saliti da qua. E qua siamo arrivati al capitello di Sant'Anna, eccolo qua, luogo di preghiera, e noi scendiamo dritti. Qua piano piano stiamo entrando a Tregnago, arriveremo alla disciplina e poi faremo il totale di chilometri e dislivelli. L'abbiamo portata a casa e adesso vi daremo tutte le informazioni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, arrivati. Ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata a casa. Abbiamo fatto Villanova, siamo passati per il paese di Soave, poi Castelcerino e qua dove siamo? Tregnago. Siamo a Tregnago, Da chiesa a chiesa. da chiesa a chiesa. Questo è il percorso, il sentiero dell'Iris. Quanti chilometri, Lupin? 26 km E 800 metri di dislivello positivo. 870 metri di dislivello positivo. Abbiamo trovato
Andrea, trovato Andrea, a Campiano, mi si è raggiunto a Campiano. quindi Io sono partito da casa interpellando stamattina Mauro, che mi ha accolto per qualche passaggio a piedi. Li ho raggiunti a Campiano dove hanno fatto pausa per ristoro e poi siamo scesi insieme. È stata veramente pochi chilometri, molto, come si dice, molto belli e in simpatia, grazie a Simone e Mauro, che comunque sono due fantastiche persone. Grazie a te Andrea. grazie Andrea. Grande. E con questo concludiamo, auguriamo a tutti voi Una bellissima giornata, un bellissimo sabato e anche domani che è domenica. e buon cammino. Buon cammino sempre e cari per ragazzi, cari per. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.